Bene, partita che ha rispettato le aspettative iniziali, solida, un Bolzano ovviamente di caratura, quindi fisica, tecnica, con delle individualità importanti. Cravedi e Bonavida sono importanti, ma secondo me ce ne sono anche altri che hanno fatto un'ottima partita, che hanno messo solidità fisica, difensiva, per cui è stata una partita secondo me piacevole da vedere. Noi abbiamo voluto giocare e sfidare Bolzano sul loro ritmo, senza tirarci indietro, difesa alta, cercare di giocare in contropiede, perché per noi questo è un dato significativo. Ci siamo riusciti, abbiamo fatto un ottimo primo quarto, un secondo quarto un pochino con una flessione difensiva, tanto che abbiamo preso 41 punti all'intervallo, ma nel terzo quarto abbiamo rimediato molto. Nel quarto quarto siamo stati capaci, non dico di gestire, ma siamo stati capaci di stare sul pezzo nella partita, quando loro hanno sempre comunque cercato di rientrare. Quindi faccio un gran merito alla mia squadra per come ha giocato e per come volevamo giocare questa partita, e sottolineo la bontà del gioco del Bolzano, in quanto come squadra di livello, ma l'ha dimostrato nei 6 mesi, 7 mesi di campionato, sempre stando davanti, sempre giocando con caparbietà contro tutti, per cui voglio dire, i miei sono complimenti, ma i complimenti più importanti sono i 6-7 mesi in cui loro hanno giocato sempre in questo modo qua. E devo dire che Padova ha meritato assolutamente la vittoria, è stata comunque una bella partita, credo, perché è vero che loro non sono andati sopra i 90 punti, ma noi ne abbiamo fatti 80 qui, e sicuramente contro la terza miglior difesa del campionato posso ritenermi soddisfatto dell'approccio dei ragazzi, dei miei, dopo 2 partite in cui abbiamo perso, ma abbiamo perso male, non lottando. Oggi ho ritrovato una squadra che sta bene, che ha corso, che ha difeso, che ha lottato qui dentro, contro una squadra che chiaramente il talento è nettamente superiore di noi, poi il tonnellaggio vicino a canestro è evidente che fa la differenza, però insomma tanto onore ai primi in classifica, che se sono lì un motivo ci sarà. Però devo dire che mi prendo quanto di buono hanno fatto vedere i miei, una squadra che ha lottato, che è andata sotto di 14, è tornata a -7, e quindi insomma giocarcela, dico quasi alla pari contro Padova, per me è un ottimo risultato. Poi adesso vediamo di recuperare anche chi sta male, per cercare di arrivare meglio poi quando inizia a maggio. Noi siamo già contenti di quello che abbiamo fatto fino adesso, quasi da neopromossi, dopo il campionato così di allenamento dello scorso anno, finiti all'ultimo posto, quindi insomma essere tra le prime 4 in questo momento per noi è una grande soddisfazione, ma di certo non vogliamo fermarci qua.